Numeri da lockdown, ma il rischio esiste sempre. Appello ai no pass, liberi di protestare ma usate la mascherina. Intanto da Roma l'annuncio, dall'1 dicembre terza dose è aperta ai 40-60 anni. Aumento costante di ricoveri nelle terapie intensive, ma il vaccino sta salvando questi delicati reparti, vaccinati e non vaccinati. Ecco come interpretare i dati. Stop ai cortei nei centri storici. A Padova la sfida lanciata dai No Green Pass, manifestazioni in automobile, ma il comune mette subito il freno, così i disagi restano. Il padre di Samantha, la giovane bellunese in coma irreversibile da 11 mesi, da oggi è ufficialmente amministratore di sostegno della figlia, ma prima di staccare le macchine dovrà esserci l'ok dei medici. Furgone tampona un autocarro, il conducente 61enne muore nello schianto a Cessalto, ennesima tragedia nel tratto maledetto della A4. Immagini e musica dedicati alla famiglia che non c'è più su Facebook, il commovente omaggio del 19enne unico rimasto a Jesolo dopo la tragedia di Porte Grandi. Il giovane ha incontrato il sindaco. Una messa per ringraziare del blocco del DDL Zan. L'annuncio del parroco di San Zenone fa scoppiare la bufera. Il sindaco Gay dichiarato lo convince a fare marcia indietro. Stasera al Teatro Olimpico di Vicenza un concerto speciale per celebrare i Natali di Venezia. Sarà utilizzato l'organo più grande del mondo. Questo è TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo subito con la conferenza stampa odierna del presidente del Veneto Luca Zaia, che ammonisce: protestate ma utilizzate la mascherina. Questo ovviamente all'indomani della circolare anche del Viminale, che di fatto ferma cortei e manifestazioni e chiede distanziamento e mascherine a tutti i manifestanti. E poi torna la parola lockdown. Non abbiamo numeri da lockdown, ma il rischio esiste. Quando vedo manifestazioni dove la mascherina non viene neanche utilizzata per non essere, come si può dire, ideologicamente dall'altra parte della barricata, mi preoccupa, perché tu puoi manifestare ma almeno mettiti la mascherina. Quando dice cerchiamo di non vanificare gli sforzi fatti fino ad adesso, il presidente della Regione Veneto va dritto al punto e parla a chi ha riempito le piazze in queste ultime settimane. Mettete la mascherina, lo ripete all'infinito, perché il rischio di tornare indietro è concreto. E questa è la domanda ricorrente: torneremo ad essere chiusi in casa? Con questi dati no, però è tanto vero che a forza di battere la testa sul muro riesce anche a rompere il muro, qualcuno ha la testa più dura del muro. Muri che cadono, sono letti di terapia intensiva che si riempiono. I numeri non sono ancora preoccupanti, ma la velocità con cui i valori stanno cambiando sì. Oggi i nuovi positivi sono 931, il doppio di quelli registrati la settimana scorsa. E evitiamo di subire restrizioni semplicemente per la volontà di tirare troppo la corda. Non facciamo provvedimenti accessori. Ovvero il Veneto non farà nessuna fuga in avanti, ora che c'è la circolare del Viminale di ieri che vieta cortei e impone l'obbligo di mascherina. Dalle prefetture però fanno sapere che ancora nulla è arrivato, ma potrebbe essere questione di ore. Poi c'è l'annuncio del ministro Speranza di oggi. Dal 1 dicembre terza dose anche per la fascia 40-60 anni. Intanto arrivano i primi esiti del monitoraggio sulle scuole, con 12 positivi asintomatici scoperti grazie ai test Sentinella. Il virus continua a diffondersi dunque nelle scuole. Questi sono i numeri. Attualmente ancora positivi in totale ne abbiamo 1382 e studenti in quarantena sono 7275 e gli insegnanti 446. La scuola primaria è ancora la fascia più colpita. Oltre al nuovo protocollo che manda una classe in DAD solo in presenza di almeno 3 casi positivi, c'è lo sforzo che il Dipartimento di Prevenzione sta facendo per riuscire a tamponare tutta la classe in caso di un positivo almeno entro 48 ore. Parallelamente aumentano i posti occupati in terapia intensiva, di molto anche nell'ultima settimana. Ci aiuta a leggere i numeri il direttore delle terapie intensive del Veneto. Il vaccino sta proteggendo prima i pazienti ovviamente, ma anche le terapie intensive. Sono 2 le notizie che il direttore delle terapie intensive del Veneto, colui che ha gestito la distribuzione dei respiratori e dei posti letto salvavita per quasi 2 anni, ha voluto dare oggi. La prima: nell'ultima settimana la curva che segna l'incremento di occupazione di posti letto in quei reparti è diventata quasi verticale. In Veneto si è toccata la soglia dei 50, numeri identici a quelli di fine agosto, spinti dall'estate di libertà e dal via vai
e di turisti. Il secondo dato è il più interessante. L'incidenza dei ricoveri dei non vaccinati è nettamente più alta dei ricoveri dei vaccinati. Per capire dobbiamo dividere la popolazione in due: 3.800.000 vaccinati, 800.000 non vaccinati. Di questi 3.800.000, se andiamo a vedere quanti ricoveri escono da questo vaccino, troviamo che si è ricoverato nella prima settimana di novembre un paziente ogni 1.000.000 di abitanti. Ok? Se prendiamo in considerazione l'altra popolazione, cioè gli 800.000 non vaccinati, scopriamo che da questi sono usciti 23 ricoveri e che quindi la loro incidenza è di 27 casi per milione di abitanti. Insomma, con un'incidenza di questo tipo, se fossimo tutti non vaccinati, dunque non protetti, ogni settimana la terapia intensiva conterebbe 130 nuovi ricoveri. Tradotto, il vaccino sta proteggendo anche le terapie intensive. Vorrebbe dire che noi oggi saremo nella stessa identica situazione che avevamo durante la terza ondata, con 400 persone all'interno della terapia intensiva. Non vi vaccinate perché il rischio è basso. La provocazione di Rosi è come guidare senza la cintura. Magari a voi non capiterà mai, ma non potrete mai sapere se vi capiterà. È vero che se lo prendo globalmente il rischio è basso, ma non è detto che quel rischio non colpisca proprio me. Questo è il ragionamento che va fatto. Circolare del Viminale, stop ai cortei e ieri sera di fatto l'ultima manifestazione pare a Padova e la provocazione di manifestanti che dicono continueremo a protestare in automobile. Premesso che il corteo in auto la vedo veramente come una provocazione e questo mi sembra pacifico, anche se quando mi vengono a dire che fanno un giro turistico per Padova è una provocazione. E come tale dobbiamo valutarla. È chiaro che noi non possiamo impedire a nessuno di venire a Padova a girare in macchina nelle zone che sono consentite. Però questo va nella direzione che stavo dicendo prima. C'è una volontà di infastidire e ormai il livello di fastidio è alto, è molto alto, non c'è niente da fare. Risponde così l'assessore alla sicurezza del comune di Padova, Diego Bonavina, alla provocazione lanciata ieri sera dal leader del movimento No Green Pass veneto, Cristiano Fazzini. L'idea è quella di fare una gita a Padova in automobile e quindi faremo un percorso ovviamente non in zona ZTL, ma faremo un percorso normale qui in centro Padova, Largo Europa, Corso Milano e poi vedremo, eventualmente andremo fino in Prato della Valle. Fazzini parla di un giro turistico perché ci sono tanti manifestanti che vengono da fuori città e non la conoscono. Lo fa prima di quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti l'ultimo corteo autorizzato per le vie del centro storico di Padova. In 350 hanno sfilato rumorosamente per le vie del centro storico. Gli slogan, quelli di sempre, quelli che dopo le manifestazioni di Trieste sono diventati il loro marchio di fabbrica. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. Fazzini si lamentava dei toni usati da parte della giunta comunale. In riferimento alle dichiarazioni dei giorni scorsi dell'assessore Bonavina è chiaro come la sua risposta. Vogliono che il comune abbia rispetto, ma il rispetto deve essere reciproco. Il comune ha sempre avuto rispetto. 21 manifestazioni consecutive, non sono una. Non c'è nessuna città d'Italia che ha avuto 21 manifestazioni consecutive. Cortei no pass bloccati in città, abbiamo chiesto proprio alle persone che cosa ne pensano. Andiamo a Treviso. Prendere una contromisura per prudenza non sarà per sempre, speriamo, ma si deve fare. A mio avviso è giusto. Come mai? Che comunque io sono favorevole al Green Pass. Questo discorso dei manifestanti si è avuto perché lo Stato non ha avuto il coraggio di dare una obbligatorietà al vaccino. Ci sono i negozianti che si lamentano che vengono, non lavorano, però anche
proibire una dimostrazione. È vero che sta andando un po' troppo, ma siamo tutti esasperati. Io penso che sia una decisione giusta, perché si è visto ad esempio anche a Trieste, stanno aumentando i contagi dove si creano tanti assembramenti. La libera scelta di pensiero è giusto che sia di tutti quanti, però bisogna cercare di venirne fuori e è giusto manifestare, secondo me, in modo pacifico, non aggressivo, e magari diciamo sì, tutti questi cortei che vengono fatti dei no green pass, queste manifestazioni magari possono creare disagio. Penso che sia giusto, perché fine settimana tante attività sono aperte, perché c'è la gente che non lavora, va a fare shopping per fare acquisti, poi arrivo io che tutta la settimana lavora e va a rompere le scatole e chi poi deve lavorare. Penso che hanno diritto di farlo, sebbene sia crei un po' di disagio per commercianti, per chi vuole venire a farsi un giro in tranquillità, però sono cose che vanno accettate, c'è un po' una guerra in atto e bisogna accettarlo. Ultima pagina, andiamo a Belluno alle 12. Il papà di Samantha D'Inca ha prestato giuramento davanti al giudice del Tribunale di Belluno per assumere l'incarico ufficiale di amministratore di sostegno della figlia in coma irreversibile ormai da 11 mesi. Un passo fondamentale per restituire la libertà a Samantha su proposta dell'equipe medica che l'ha in cura. Ho appena prestato giuramento come amministratore di Samantha. Per noi era una cosa importante. Giorgio D'Inca con la moglie Genzianella e i loro 2 figli escono dallo studio dell'avvocato Davide Fenta di Feltre poco dopo le 12:30. L'udienza dinanzi al giudice Giacomelli del Tribunale di Belluno si è svolta in videoconferenza. Le mascherine celano l'espressione dei volti, ma gli occhi parlano da soli. Da oggi il papà di Samantha ha assunto ufficialmente l'incarico di amministratore di sostegno della figlia che da 11 mesi si trova in una condizione di coma irreversibile. Questa purtroppo non è una vittoria, è che noi riteniamo che sia doveroso che sia un familiare che segue Samantha in questi passaggi. Per cui mi ha fatto molto piacere che il giudice abbia accettato la nostra richiesta. 11 mesi di dolore e di sofferenza per la famiglia D'Inca che si è battuta per liberare la giovane di 30 anni che sopravvive collegata a un macchinario alla Gaggialante di Belluno. Sono stati 11 mesi lunghi, pesanti, devastanti, dolorosi, che il dolore sarà indubbiamente anche dopo, però il vederla così soffrire senza la possibilità più di avere una vita. La decisione del Tribunale di Belluno è storica, pur se condizionata dalle decisioni dell'equipe medica che ha in cura la giovane. Io come amministratore ho il dovere di confermare quelle che saranno le scelte mediche, cioè non sono io a decidere, sono sempre i medici, io posso autorizzarle o meno. Per i genitori, il fratello e la sorella di Samantha, un atto d'amore. L'ultimo, prima di esaudire le richieste in vita di Samantha, che per se stessa aveva scelto il mare come casa per il suo riposo eterno. Lei aveva detto, voglio una volta che manco voglio essere cremata e portata al mare. E quello facciamo. È una promessa, quindi la mantengo. La manteniamo. C'è stato un nuovo incidente mortale, siamo a Cessalto, il tratto maledetto della A4. Andiamo a vedere. Un boato in autostrada, il mezzo accartocciato sotto il camion, l'ennesima tragedia lungo quel tratto della 4. A perdere la vita è un 61enne della provincia di Gorizia. L'uomo era a bordo di un furgone e stava procedendo in direzione Trieste. Il grave incidente si è verificato poco dopo le 12 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto. Il veicolo, che trasportava prodotti agricoli di un'azienda di Romano d'Isonzo, per motivi al vaglio della polizia stradale ha tamponato violentemente il mezzo pesante carico di bancali. Uno schianto terribile, la vittima è rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà e Motto di Livenza, il medico e gli operatori del suo M118. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Illeso il guidatore dell'auto articolato, un uomo di Udine. Il magistrato di turno sul posto ha disposto il sequestro dei mezzi. Il tratto di autostrada è stato bloccato per oltre 2 ore per permettere le operazioni di soccorso e per la rimozione dei 2
i mezzi. Si tratta dell'ennesimo incidente in quella zona. Lì c'è un problema nell'aggiudicare ovviamente la nuova concessione, non so cosa si aspetti, qualcuno credo abbia sulla coscienza quanto sta succedendo, perché non si può aspettare ancora oltre di mettere in cantiere questi 26 chilometri di raddoppio dell'autostrada. Assolutamente noi siamo fortemente preoccupati, perché oltre che a perdere vite umane, ne sono già state perse 15 dall'inizio dell'anno, c'è quotidianamente il fermo di questo flusso. Il traffico lungo la 4 tra Cessalto e San Donà è tornato regolare nel pomeriggio. A Jesolo, dove il sindaco Valerio Zoggia ha incontrato Emilian Ciobanu, il 19enne unico rimasto della famiglia scomparsa nel tragico incidente di Porte Grandi. Sappi che siamo al tuo fianco e disponibili a offrirti il nostro supporto se lo vorrai per tutto ciò che è nelle nostre possibilità, ha detto il primo cittadino al ragazzo. Ieri vi abbiamo raccontato dell'offerta di lavoro del Tropicarium, ma sono numerose le chiamate arrivate in comune da parte di privati cittadini che hanno espresso il desiderio di aiutare Emilian. Il ragazzo può contare sul supporto dei familiari che lo hanno raggiunto, lo hanno affiancato nell'incontro con il sindaco. Ed intanto il ragazzo ha realizzato con le sue mani un video che ha postato su Facebook per ricordare la sua famiglia. I ricordi della sua vita, della famiglia, racchiusi in un video. Così, come tutti i ragazzi di quell'età, ha voluto immortalare i momenti felici e postare le immagini nel suo profilo Facebook. Lo ha fatto nel modo più semplice, quello che Emilian Ciobanu, 19 anni, conosce bene. Le foto più belle, sorridenti, la sorella, la mamma, il papà. Attimi di una vita cancellata in un tragico incidente stradale e lui, rimasto solo, dovrà iniziare una nuova vita. I suoi sogni si sono infranti quel terribile giorno a Porte Grandi. Sopravvissuto perché non era in auto, ma la sua vita si è fermata comunque in quel momento. Ancora sotto shock e sta cercando di capire cosa fare, come organizzare la sua vita. Ha iniziato così con questo video per fermare quell'attimo di sogni, sorrisi e felicità. Let me take your hand, I'll make it right. I swear to love you all my life. Hold on, I still... Emilian studia all'Istituto Pacinotti di Mestre. Sono venuti dei parenti per sostenerlo in questo terribile momento. I funerali dei genitori si svolgeranno in Romania. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. Ed ora vi raccontiamo un'altra storia, andiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove da una parte c'è il sindaco gay dichiarato, dall'altra il parroco che programma per poi cancellarla una messa per festeggiare il fatto che il DDL Zan sia stato bloccato, il caso che ha sollevato imbarazzi e il forte disappunto della comunità LGBT. Vediamo. Andare a celebrare, andare a dire una messa per ringraziare il Signore perché i governanti o i politici hanno votato contro un DDL che comunque andava a tutelare le persone discriminate, penso appunto non sia opportuno. Una messa per ringraziare il Signore dell'affossamento al Senato del DDL Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia. Da ieri sera il telefono del sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin, omosessuale dichiarato, è bollente. Chi gli esprime solidarietà, chi gli manifesta il proprio disappunto per l'iniziativa annunciata dal parroco Don Antonio Ziliotto sul bollettino settimanale, la messa per celebrare lo stop a un'iniziativa politica, spiega il sacerdote, che promuove principi non condivisibili. L'intenzione non voleva promuovere discriminazioni nei confronti delle persone per il loro orientamento sessuale o per le scelte che loro fanno dal punto di vista privato, che quindi sono sempre da condannare. L'intenzione era invece quella di mettere in luce come dentro queste problematiche poi veniva anche promosso un percorso ideologico che è quello del gender, riconducibile al gender. A me insomma sembrava non opportuno, ecco. Ma una messa per questo è sembrato davvero troppo e appena si è sparsa la voce sono piovute le reazioni. Lo sdegno della comunità LGBT e quello del Partito Democratico. Sindaco e parroco si sono confrontati e Don Antonio ha deciso di fare un passo indietro per evitare, dice, strumentalizzazioni. Visto anche questa sensibilità, visto
visto come è stato recepito, anche come così è stato diffuso, ho preferito non celebrare più la messa con questa intenzione e quindi l'abbiamo sospesa. Ma sull'episodio, che ha suscitato clamore ben oltre i confini di San Zenone, il popolo arcobaleno non ha voluto passare sopra, confermando il sit-in davanti alla chiesa parrocchiale e alla canonica. Per manifestare il fatto anche, lasciatemelo dire, che San Zenone è un paese libero, di persone libere, dove si può dialogare, dove ognuno la può pensare come vuole, ma si deve sempre puntare al dialogo e al confronto e mai allo scontro. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. Eccoci ben ritrovati, TG Veneto, andiamo a Vicenza, Teatro Olimpico, un concerto speciale per celebrare i Natali di Venezia. Al Teatro Olimpico le prove del concerto per festeggiare i 1600 anni della nascita di Venezia. Rappresenta il culmine di una serie di eventi in corso in questi giorni per ricordare i Natali gloriosi della Serenissima. Chiude una delle maggiori celebrazioni dell'anno dei 1600 anni di Venezia e lo facciamo con questo concerto qui al Teatro Olimpico con la presenza di un illustre ospite, direi, di livello internazionale, che è il maestro Wayne Marshall. I Natali celebrati sono quelli di Venezia. Perché si è scelto proprio Vicenza in questa occasione? Il fatto della candidatura di Vicenza capitale della cultura nel 2024 per noi è un obiettivo che va perseguito, aiutato e portato, diciamo, a casa, quindi metteremo un ulteriore tassello di quello che Vicenza riesce a fare, a produrre nell'ambito culturale. Tra l'altro questo spettacolo sarà ripreso da una rete internazionale che si occupa d'arte, che poi lo rimanderà in Italia, in Francia, nell'Europa centrale, Germania, Paesi Bassi soprattutto, e quindi anche un momento di promozione della cultura veneta e di Vicenza, per anche far magari arrivare qualche persona incuriosita del fondale del Teatro Olimpico. Un organo Wonder, il più grande al mondo, è quello montato all'Olimpico. Wayne Marshall ha scelto uno dei brani più noti ma anche più difficili da eseguire anche per l'orchestra, il concerto di Francis Poulenc per organo, orchestra, archi e timpani, una vera sfida per tutti. È affascinante di poter suonare in un posto come questo, che mai ha suonato a Vicenza in Teatro Olimpico, ma la cosa più bella è che c'è un organo trasportabile, modulare, e che ha fatto possibile il maestro Paolo Oreni, un grande virtuoso italiano, e ha dato una mano per fare possibile questo concerto. Sarà un'esperienza unica proprio posso dire per l'umanità, perché è un organo a canne che viene riportato nelle sue origini. L'organo a canne è nato nel teatro greco e giustamente questa sera, in questo concerto che sentirete, l'organo a canne tornerà a vivere nella sua vera casa, che non è la chiesa ma è il teatro antico. A 2 anni dall'Acqua Granda di Venezia, 12 novembre 2019, la nostra emittente trasmetterà il documentario L'Apocalisse di Venezia, che ripercorre le tappe di quella notte e dei giorni a seguire che hanno messo in ginocchio la città. Solo nel 1966 la marea era arrivata a livelli peggiori, ma probabilmente neanche allora aveva avuto la stessa irruenza, la stessa forza distruttrice di 2 anni fa, capace di affondare i vaporetti e scaraventarli sulle fondamenta. Un disastro che ha colpito tutta la costa veneziana, con mareggiate, allagamenti a Jesolo e Caorle. Giornate drammatiche seguite ora per ora costantemente in diretta. L'Apocalisse di Venezia sarà trasmesso venerdì alle 21:15. È tutto per questa edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo.
Il Mediterraneo è caratterizzato dalla presenza di un nucleo depressionario ad ovest e da un promontorio anticiclonico ad est. Sul nostro territorio prevale l'alta pressione, il tempo sarà stabile. Sul Veneto la giornata di giovedì 11 novembre sarà caratterizzata da una situazione tranquilla fino al primo mattino, nuvolosità bassa con possibili locali foschie o nebbie sulla pianura, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature in aumento oltre la media del periodo, minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà sereno o velato senza piogge. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove di fatto non cambia la situazione, perché anche in questo caso avremo tanto sole, il cielo sarà limpido o al massimo con poche nubi sparse un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 5-7 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.